a Cortina, che sarebbe bellissimo, tutta sospesa. Perché no? Tutti che partono da Venezia con la gondola incorporata e vanno... Possiamo fare qualsiasi cosa. Sono malati di mente. Allora, noi possiamo fare un sacco di cose, ma tornare con delle idee sulla mobilità, un'altra stella è la mobilità, come muoversi. Un'altra stella è movimento, cioè è l'accesso alla rete libero e gratuito che ti deve dare il tuo comune. Qui ce l'avete un pezzo, credo che l'abbia fatto qualcosa. Ma libero e gratuito vuol dire l'accesso alla conoscenza. Un'altra stella è i rifiuti. Avete nel Veneto, avete l'ago. Si tratta di rifiuti zero, significa di non produrre più il primo imballaggio, l'usa e getta, il secondo imballaggio. Se produci un rifiuto, nella scala produttiva hai fatto un errore, non ci devono essere rifiuti. Allora ci sono un sacco di idee e le idee partono dalla rete, ecco perché l'idea è questa qua. Di far entrare uno di loro, uno, come un terminale di un network. Un terminale entra in comune con una video, con una web, filma già il Consiglio Comunale a vedere cosa succede quando si mettono d'accordo e porta fuori i bilanci, sapete tutto dove vanno a finire. I cittadini vanno sulla rete e guardano, vanno a finire i soldi, chi prende l'appalto, il padre, la sorella, il cognato. Avete la trasparenza, già con la trasparenza sono rovinati, li rovina il giochino. In più un ragazzo di questi può mettere dentro proposte per questa città, perché sono di questa città. Questi qui sono di qua, sono veneziani, non sono lussemburghesi. Sanno i problemi. E allora la democrazia che cos'è? Far entrare finalmente un cittadino in un comune, in una regione, in un Parlamento che non c'è più. E allora bisogna ripristinare il rapporto tra Stato e cittadino che non c'è. Chi è il referente di un cittadino oggi dello Stato? Un poliziotto antisommossa. Ma lo capite? Lo capite qual è la stupidità di questa gente? Che hanno paura. Non vedrete mai un politico venire qua senza scorta, entrare in mezzo a voi, andare a fare la spesa. Io sono stato in Inghilterra, ve lo giuro sulla mia famiglia, ma mi ha ricevuto al Parlamento il Ministro dell'Energia, ha voluto parlare con me di energia, poi siamo usciti, ha preso la bicicletta e è andato a fare la spesa. Mi ha chiamato il sindaco di Vienna per parlare di energia a me. Con me voleva parlare di energia, perché l'Enel, senza che i cittadini sanno, perché noi non sappiamo più niente, l'Enel con i nostri soldi ha comprato 2 vecchie centrali atomiche, prima di Chernobyl, anni 70, sovietiche, da fare in Slovacchia, a 40 km dal confine con Vienna. E hanno chiamato tutti i politici, ambasciatori, nessuno ha detto niente. Hanno chiamato un comico. Guarda come sono ridotti i viennesi. E io sono andato lì con 800 austriaci a parlare dell'energia e a promettere che gli daremo una mano attraverso la rete, con i loro attraverso la rete e i loro austriaci, per boicottare, se sarà il caso, l'Enel. La boicotteremo perché non devono fare centrali degli anni 70 e cominciamo a creare reti europee. E questo lo spiegavo a 1000 austriaci, non italiani, austriaci. Ognuno con un microfonino nell'orecchio, perché c'era il traduttore simultaneo. Pensa che vita ho fatto io lì. Cioè facevo una battuta, aspettavo 1 minuto e mezzo con la traduzione, poi ridevano. Ho fatto uno spettacolo di 6 ore e un quarto. Eravamo esausti. E allora se noi incuriosiamo il mondo con questo movimento e questa rete ha un successo planetario, possiamo metterlo a disposizione. E allora si progetta, un cittadino in rete vale uno vale uno. Abbiamo un movimento come stasera cittadino per le amministrative del comune, siamo come movimento in 5 regioni perché ci autofinanziamo, siamo orgogliosi di non prendere una lira dal pubblico. Tutte queste persone non percepiscono una lira da nessuno, si autofinanziano con le magliette, inventandosi delle cose. Finché abbiamo anche un movimento online, il Movimento 5 Stelle è online, sarà nazionale, forse nel 2012 avremo un movimento. E pensate un attimo, vi potete iscrivere. Oltre a votare la lista, potete iscrivervi gratuitamente al movimento. Non c'è movimento di denaro, nessun denaro si sposta, perché non c'è cassiere, non c'è tesoriere, non ci sono soldi. Mi date nome e cognome, vi mando una password e voi gratuitamente fate parte di una...
di qualcosa, di un network. E allora pensate 100.000, 200.000 iscritti, pensate a 200.000 iscritti che condividono un obiettivo, pensate a 200.000 persone che vanno su questo obiettivo, ma lo portiamo a casa l'obiettivo. Pensate a 200.000 persone che progettano qualcosa e la propongono. Pensate alla riforma dello Stato che potremmo fare con 200.000 persone che sono d'accordo per riformare uno Stato che non c'è più. Uno Stato significa mandare a casa 500 parlamentari domani mattina perché hanno più di 2 legislature. Riformare lo Stato significa togliere gli stipendi, togliere 628.000 auto blu, 628.000 in Italia sono, negli Stati Uniti sono 32.000, in Francia 18.000, in Germania 28.000, noi 628.000. Ma non è questo, io non voglio togliere i soldi, perché un bravo parlamentare, un bravo ministro, si merita anche dei soldi. Io non sono mai fatto campagna contro i soldi. Io faccio campagna su dei principi. Noi andiamo in pensione dopo 35 anni, loro ci vanno dopo 35 mesi. Basta, bisogna finirla con queste cose. Poi, se fai il sindaco non puoi fare il ministro, se fai il parlamentare non puoi fare... Milioni senza lavoro e loro col doppio lavoro. Ripristinare, abbiamo bisogno di sederci lì e dire ci vuole una reazione, un'azione composta, ci vorranno 20 anni per riportare l'Italia come era, 20 anni, non ce n'è un miracolo, nessuno fa un miracolo. Però sederci lì e dire cominciamo così. Si aboliscono le province, sono 14 miliardi di euro, che le province traggono l'infa dalle regioni e dai comuni. Si accorpano i comuni sotto i 10.000 abitanti, le amministrazioni non devono scomparire i comuni, le amministrazioni. Oggi in Lombardia fanno la sede della Lombardia, la sede del Presidente della Lombardia, Formincione non può essere eletto per la quarta volta, la quinta legislatura, 20 anni, non può essere eletto perché c'è una legge che proibisce più di 2 legislature, lui è la quinta. È un vuoto a perdere, bene, fa il Palazzo della Regione è un grattacielo per averci l'ufficio sopra. Il Palazzo della Regione è un software, non è un palazzo di cemento di 20 piani, è un software di qualche milligrammi di peso. Allora ripristinare il referendum dal basso senza quorum, referendum propositivi. Le grandi democrazie, Svizzera, Stati Uniti, dove c'è il federalismo, quello vero, non hanno bisogno di rappresentare, non sanno neanche chi è in Svizzera il capo della federazione elvetica, non ne frega niente. Sono i cittadini che denunciano e fanno i progetti e portano lì. Si vedono, fanno un progetto, fanno un referendum, metà più uno dice di sì, metà dice di no, si fa. Vuoi fare un inceneritore, lo decidono i cittadini. Vuoi fare un asilo nido, lo decidono i cittadini. Vuoi fare sto cazzo di tunnel sommergibile con le bombole incorporate per i cittadini, lo fai. Guardate che i tunnel sott'acqua, allora ce n'è uno, quello sotto la Manica, l'hanno fatto per spendere miliardi, e l'hanno fatto truccando i flussi che ci sarebbero passati, sono al massimo dell'affluenza, sono fallite 3 multinazionali lì, ed è sovvenzionato dalle tasse dei francesi e dalle tasse degli inglesi, perché non sta in piedi finanziariamente. Questa gente fanno i grandi lavori per finanziare l''ndrangheta, sono soci, lo avete capito, aumentando il debito. Ponti sullo stretto, sono idiozie, centrali nucleari, l'uranio lo dicono premi Nobel, l'uranio ce n'è per 60 anni e ce l'hanno in 5 nazioni, la Namibia, l'Unione Sovietica, di nuovo in mano a Putin andiamo, ma stiamo scherzando, è fatto per il militare, solo militare, non è civile. È assolutamente una palla dire che il nucleare è civile. Lo fa Sarkozy, vengono a fare 4-5 centrali qua e il sindaco non può neanche dire dove verranno localizzate perché rischia 5 anni di galera per la legge Prodi, sono segreti di Stato. Non può neanche dire ai suoi cittadini dove vanno le scorie perché rischia 5 anni di galera. Io i 5 anni di galera li faccio avere a Formigoni e alla Moratti che hanno devastato l'aria di milioni di cittadini loro, prendendo studi.
Parti